Colonnello, la presentazione del calendario dell'Arma è una tradizione che si rinnova. Sì, anche quest'anno si rinnova la presentazione del calendario dell'Arma. Si è appena conclusa a Roma la presentazione a cura del Comando Generale con gli autori di quest'opera, un'opera che ormai è entrata nella storia dell'Arma e segna il collegamento tra i carabinieri e la comunità. Nelle case degli italiani, negli esercizi commerciali, nei ristoranti è sempre presente una copia del calendario, è sempre attesa, anche perché è una vera e propria opera d'arte. E quest'anno vi assicuro che il significato, i contenuti sono di assoluto livello. La veste grafica è curata dall'artista Marco Lodola, che è un'espressione del neofuturismo, e i testi sono curati da Maurizio De Giovanni, che è uno degli autori, dei romanzieri più famosi in questo momento in Italia. Il tema è quello del rapporto con i giovani, quindi un tema che è collegato alle emozioni, è collegato alle relazioni, è collegato alla famiglia e la lente attraverso cui vengono raccontate queste storie è quella di un papà maresciallo dei carabinieri che parla a suo figlio e racconta le attività che svolge, i problemi con cui viene a contatto, raccontandole appunto a un giovane, a un ragazzo, a suo figlio, e raccontandole non per imporre dei messaggi o imporre delle raccomandazioni, ma per suggerire dei messaggi e per suggerire dei contenuti. Quindi assolutamente degli scritti che toccano la parte emozionale, che sono rivolti appunto al rapporto tra giovani, tra padre e figlio, e quindi sono densi di sensibilità e di umanità. Temi importanti come il cyberbullismo o la violenza di genere. Sì, nelle varie tematiche affrontate con i diversi mesi vengono presentate appunto quelle che sono le attività che svolge l'Arma dei Carabinieri, e quindi ad esempio si tocca il tema del cyberbullismo, così come quello dell'incidentistica stradale, tutti temi che riguardano i giovani ma riguardano tutti noi, anche il rapporto con l'altro.